Pronti? 1, 2, 3. Questa è buona con veloce Gimondi Jet, al suo Numero esterno 3, Glenda Grezzar B del che prova ad Vento, andare. Il comando squalificato. sbaglia Gimondi Jet. Ha Numero sbagliato 2, Gimondi anche Jet, Grezzar del Vento. squalificato. Così al comando Glenda B nei confronti di Gardel Q Griff, di fuori Gilmar di Ruggi. Poi terza alla corda Grifondoro Adri con accanto Govaren Gopar, quindi ancora Ginevra Jet e alla retroguardia Grandon Raffaele. 200 metri iniziali, sbaglia Govaren Numero Gopar. 7, Govaren Gopar, squalificato. 400 metri iniziali passati in 33. Al comando Glenda B nei confronti di Gardel Q Griff, Grifondoro Adri, quindi ancora all'esterno Gilmar di Ruggi, muove in terza ruota Grandon Raffaele. Curva di destra passata addirittura in 17, Glenda B va da treno al comando. Grandon Raffaele avanza allo scoperto. Dà così una scia a Gilmar di Ruggi, in terza pariglia rimane Ginevra Jet. Completamento del primo giro, 800 iniziali in 1,6 con Glenda B sempre al comando, di fuori Grandon Raffaele e poi ancora alla corda Gardel Q Griff e Grifondoro Adri. Quindi Gilmar di Ruggi e ancora Ginevra Jet. Chilometro in 1,21,5 da parte di Glenda B che continua a ritmo decisamente blando al comando. Nella sua scia sempre Gardel Q Griff, accompagna senza far male Grandon Raffaele che si porta in scia Gilmar di Ruggi e Ginevra Jet che a un giro dalla fine muove in terza ruota anche se timidamente. Frazione in 15 sotto alle tribune, la leader accelera in progressione, Grandon Raffaele l'accompagna, poi Gardel Q Griff, Ginevra Jet che stenta un po' nelle curve, cerca di impegnarsi con maggior decisione sulle rette. Glenda B in vantaggio, di fuori sempre Grandon Raffaele, la puntata in terza ruota da parte di Ginevra Jet che arriva a lato dei primi, quando si imbocca l'ultima curva, il miglio di gara passato in 2,6,2 da Glenda B che è in vantaggio, Grandon Raffaele di fuori, in terza ruota Ginevra Jet, a contatto sempre Gardel Q Griff e Gilmar di Ruggi, poi Grifondoro Adri, quando siamo ormai all'ingresso dell'addirittura d'arrivo e in vantaggio vi entra Glenda B, attaccata da Grandon Raffaele e soprattutto da Ginevra Jet a largo di tutti, con Ginevra che sopravanza gli avversari, Ginevra Jet che passa e viene a vincere, Ginevra Jet e Roberto Vecchione vincono nei confronti di Glenda B, al terzo Gardel Q Griff. 1,18 che non dice nulla, ma dicono tanto le mani di Roberto Vecchione che tengono di trotto una cavalla difficilissima, si abbandona in un galoppo liberatorio subito dopo il palo. Paolo Romanelli al training per i colori della signora Karin Walter Mommert, vince il numero 8 che ha dimostrato di essere la più forte in pista nonostante le difficoltà meccaniche. Vince Ginevra Jet al secondo posto, finisce Glenda B al terzo Gardel Q Griff.